Nuovo fine settimana infernale per Venezia, letteralmente invasa dai turisti per il Ponte dei Morti. Domenica la situazione ha raggiunto il punto critico, coi garage di Piazzale Roma e Tronchetto già esauriti nelle prime ore del mattino, le inevitabili code sul Ponte della Libertà e i mezzi pubblici congestionati all'inverosimile. Un fenomeno imprevisto ma non così infrequente da poter essere ancora tollerato dopo anni di sterili discussioni sul controllo dei flussi. Siamo sempre al solito paradosso, il turismo di massa in questo caso rappresenta la quasi totalità della nostra economia, ci fa mangiare, ci fa vivere discretamente bene, ma contemporaneamente ci impoverisce perché ci leva via residenza, tutto quanto, servizi, ma soprattutto ci fa diminuire la qualità della vita. In giornate come queste, osserva Matteo Secchi di Venezia.com, per un veneziano diventa complicato svolgere le più normali incombenze quotidiane. La difficile convivenza tra residenzialità e turismo di massa sarà al centro di una grande manifestazione di cittadini che il prossimo 12 novembre si raduneranno davanti a Ca' Farsetti portando provocatoriamente delle valigie. Noi facciamo questa manifestazione per simboleggiare ironicamente che noi siamo diventati semplicemente un disturbo per la macchina del business veneziana, perché siamo lì messi in mezzo come dei peli, anzi siamo anche discriminati perché se andiamo in cerca delle case è scritto contratti per non residenti e sembriamo quasi dei rompiballe qui in mezzo e quindi faremo una manifestazione anche per chiedere che sia fatta finalmente una politica seria per la casa, perché noi vogliamo continuare a vivere qua nonostante questi problemi.